Il centro di ricerca Loop si presenta con le sue attività e dopo un anno di lavoro in cui sostanzialmente abbiamo cercato di coinvolgere le aziende in numerosi research talk in cui abbiamo discusso tra ricercatori e aziende come affrontare il paradigma dell'economia circolare, dal punto di vista di come il manager, le aziende possono attraverso processi decisionali e strategie riuscire ad agganciare correttamente questo paradigma estremamente sfidante per le aziende, ed è per questo che serve, confrontarsi anche con la ricerca. Cerchiamo sostanzialmente più collaborazioni con le aziende per individuare cosa non sanno, cosa non riescono a fare bene, e cerchiamo di portare il nostro contributo dal punto di vista del rigore scientifico. Alcuni temi sono stati legati ai 3 labs che compongono il Loop Research Center, quindi Circular Supply Chain, Governance e Sustainability e tutto ciò che è legato al prodotto e ai servizi. La possibilità di rimettere correttamente materiali usati, riutilizzabili in un ecosistema per poterli ripresentare sul mercato. I processi di digitalizzazione permettono, di aiutare e supportare il percorso di sostenibilità, integrare correttamente i regolamenti con le strategie in oggetto dei board aziendali. Abbiamo coinvolto oltre 30 aziende nei vari research talk e nel workshop. Ci occupiamo del linguaggio globale del business, quindi il nostro obiettivo è definire degli standard per rendere la comunicazione tra le aziende il più efficiente possibile. Noi siamo qui perché vogliamo raccogliere degli spunti, delle idee. Il nostro lavoro si fonda proprio sul modello collaborativo, quindi collaboriamo quotidianamente con le aziende in tavoli di lavoro. Quello che vogliamo fare è collaborare anche appunto con le università per portare le novità e le ricerche appunto in questi tavoli. Vogliamo parlare concretamente con le aziende. Mettiamo assieme il nostro lavoro, che è quello degli standard, spesso molto tecnico, con il supporto comunque di ricerche accademiche.